ma abbiamo avuto anche un altro partner istituzionale che è stata la provincia di Venezia. Questa sera è venuto a trovarci l'assessore alle attività produttive Lucio Gianni. Eccolo qua. Buonasera Lucio, benvenuto. Mentre la regia sta diffondendo sui nostri schermi il filmato promozionale della provincia di Venezia, che è una provincia affascinante, che incanta. Sì, il nostro motto è appunto lasciati incantare. È un'emozione essere qui a Verona ed è stato importante anche quest'anno condividere con voi questo percorso, essere un vostro partner, perché ancora una volta voi avete dimostrato di essere grandi, di essere bravi e di essere la più importante manifestazione estiva del Triveneto. Quindi essere qua e aver fatto il cammino insieme a voi è la dimostrazione che noi possiamo insieme raggiungere degli obiettivi importanti. Ecco, in questo cammino voi siete stati testimoni delle nostre specialità. Noi in provincia di Venezia abbiamo molte tipicità, abbiamo degli ottimi prodotti e voi siete stati i testimoni di questi prodotti. Avete portato in giro per il Triveneto la testimonianza di tutti i nostri prodotti che noi abbiamo in provincia di Venezia. Quindi grazie di tutto. Poi quando sarà il momento di premiare chi vincerà il concorso dei cantanti e il concorso delle miss, noi abbiamo preparato, chiaramente non potevamo mettere tutti i prodotti della provincia perché dovevamo venire con un tir, però abbiamo preparato 2 belle ceste dove ci sono molti prodotti della provincia. C'è del vino, c'è del miele, c'è del radicchio, c'è delle carote, ci sono molti prodotti tipici che verranno offerti ai 2 vincitori dei 2 concorsi, quindi poi ci rivedremo ancora. Grazie Paolo. Grazie a te Lucio. Fra l'altro c'è questo connubio, ne parlavamo proprio oggi pomeriggio, fra Venezia e Verona, che sono le 2 città principali della nostra regione, visitatissime ogni giorno da migliaia e migliaia di turisti. Bene? Grazie, a più tardi. Grazie all'assessore alle attività produttive della provincia di Venezia, Lucio Gianni. Allora passiamo la corona ad Angela, chiamiamo l'assessore Lucio Gianni della provincia di Venezia perché come promesso ci ha portato un cesto di prodotti tipici. Sì, come avevo anticipato, qui abbiamo un po' di prodotti della nostra provincia, della nostra tipicità. Abbiamo del miele, abbiamo dei salumi, abbiamo del vino, abbiamo del radicchio, abbiamo del formaggio, abbiamo delle carote, insomma abbiamo rappresentato in questo cesto un po' tutta la provincia di Venezia, i prodotti tipici del nostro territorio, e noi siamo contentissimi di poter premiare chi questa sera porterà la corona per un anno di Miss Chaos. Bene, Angela, vai a casa anche con questo cesto di prodotti. Contenta? Contentissima. Complimenti. Grazie mille. Comunque, annunciamo i primi, mi pare, classificati, vero? Si tratta... MC. Come brucia la luna stanotte, invidiosa lassù guarderà. Il duo degli Il MC. suo corpo che si muove lento, ormai privo di verginità. Come brucia la luna stanotte, invidiosa lassù guarderà. Il tuo corpo che si muove lento, e chissà se ti perdonerà. Bravissimi. Da parte del sindaco di Verona, Flavio Tosi, ai vincitori di Festival Show 2012. Evviva la musica giovane, la musica emergente. Da parte dell'assessore della provincia di Venezia, Lucio Gianni, il cesto di prodotti tipici che non potevano mancare. Per voi che siete di Matera e Lecce. Matera e Lecce. Bravi, complimenti. La musica non ha confini. Enzo, sì, consegniamo il premio. Enzo Longobardi dà anche il premio, la nota musicale di Parise Vetro di Marostica. Ringraziamo Parise per questi premi ufficiali di Festival Show 2012. Mi pare che abbiamo detto tutto. Volevo solo ringraziare il figlio di Pierangelo Bertoli, ricordando un appuntamento che ci sarà fra pochi giorni. Il 29 settembre in centro Modena. Grandi artisti. Grandi artisti, grande musica per ricordare il padre Pierangelo Bertoli. Grazie a tutti, complimenti. Grazie Flavio Tosi. Rimani per il gran finale, dietro le quinte, ma rimani.
Complimenti, complimenti davvero anche da parte mia ragazzi, un grande in bocca al lupo per il vostro futuro che sarà radioso, perché chi calca questo palco non può che avere un grande futuro e avete già provato l'ebbrezza di avere un pubblico così davanti. Facciamo ancora un applauso a questi ragazzi. Ciao a tutti!